La CGIL di Agrigento interviene oggi sul divario tra il nord e il sud, sui giovani, le donne, nel mercato del lavoro. Gli ultimi dati ISTAT, continua la CGIL, evidenziano una situazione occupazionale profondamente differenziata tra il nord e il sud Italia, con il Mezzogiorno che resta costantemente arretrato, in particolare per le giovani donne. Disoccupazione, occupazione, divario netto, tasso di disoccupazione nazionale a luglio del 2025, 6% in calo rispetto al 6,2% di giugno. Tuttavia il divario territoriale è marcato: nel nord il tasso di disoccupazione si attesta intorno al 4,6%, mentre nel Mezzogiorno raggiunge il 14%, quasi 3 volte tanto. Il tasso di occupazione nel nord supera il 69% rispetto ai soli 48% nel sud. Disoccupazione femminile è una frattura culturale e territoriale. Storicamente il divario di genere è centrato nel sud. In Sicilia, ad esempio, solo il 15,8% delle donne è occupata, contro il 53,8% di Bolzano, un gap superiore ai 38 punti percentuali. Il fenomeno dei NEET è un problema soprattutto meridionale a livello nazionale. Nel 2023 il fenomeno coinvolge il 16,1% dei giovani tra i 15 e i 29 anni, ma nel Mezzogiorno si raggiungono valori ben più alti, fino ad arrivare al 33%, con punti eccezionali del 46,3% nella provincia di Caltanissetta, regioni come la Sicilia al 25,7%, la Calabria al 26,2%, la Campania al 24,9%, hanno dei tassi NEET più elevati d'Italia. Il Sud resta pertanto bloccato. Giovani e donne del Mezzogiorno pagano il prezzo più alto per questa frattura strutturale. Questi dati sono ancora più gravi e acuiscono la condizione di giovani e donne nelle aree più periferiche, come la provincia di Agrigento, e più gravi nelle aree interne di quella provincia. Per tali ragioni il segretario generale della CGIL Buscemi ritiene che sia necessario un intervento del governo e delle istituzioni locali per interventi mirati sul Mezzogiorno, piani nazionali e regionali di formazione e lavoro destinati a giovani e donne del Sud, misura di rafforzamento del welfare territoriale per contrastare la marginalizzazione socio-economica. Il divario tra nord e sud non è un dettaglio statistico, ma una linea di frattura reale e crescente. Giovani e donne nelle regioni meridionali si trovano al centro di una crisi occupazionale ed economica che chiede risposte concrete e strutturali. La CGIL, per bocca di Alfonso Buscemi, Caterina Sparacino e Maria Concetta Barba, da tempo lancia queste richieste per un'Italia più giusta, coesa e inclusiva.